Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Nani Spacchia, do a lei la parola per la sua prima analisi in questa conferenza stampa post partita. Prego. Prima cosa, complimenti a Virtus, ha giocato una partita molto bene. Difesa, attacco, soprattutto parlo di primi 20 minuti perché dopo, quando sei meno 20, non so, 2, 23, 24, molto difficile tornare contro squadre come Virtus. Dunque merito loro. Oggi tanta gente è arrivata a vedere partita, Virtus è arrivato a giocare, arbitri sono arrivati per fare le loro cose, noi non siamo arrivati, per me anche una sorpresa, si può perdere contro Virtus, è una squadra fortissima, però non in questa maniera. Dunque sono molto triste, posso dire, quando lo vedo, il nostro quintetto penso meno 98, più o meno 98. Meno 93. No? 93. Scusatemi, 93. Dunque è troppo per una squadra come Virtus, troppo. Però questo campionato è duro, lunga strada contro Milano e Virtus. Quest'anno abbiamo 1-1, andiamo avanti, ci sono 4 partite di più per pulire questo che cosa è successo stasera e preparare squadra per playoff. Vediamo, speriamo che siamo dentro le prime queste 4 squadre, che è il nostro obiettivo, però per fare questo dobbiamo vincere di più. Se avete qualcuna domanda sono qua. Avevate avuto un bel sussulto alla fine del primo quarto quando sembrava che potevate riaprire la partita ritornando a -2. No, non abbiamo fatto tanto, no. Io onestamente non ho visto possibilità con tante cose difensive in attacco non potevo riconoscere mia squadra che cosa abbiamo fatto. Loro hanno pressionato, ma sono stati sempre di là e noi non abbiamo riuscito a fare né un passaggio, non so come si dice, DHO o pick and roll. Dunque anche merito loro, per noi molto male. Forse l'unica nota positiva è il rientro di un Park che aveva una voglia di giocare pazzesca e tanta energia. No, Jordan Parks è un giocatore molto importante per noi e prima partita penso che non era una immagine male, però lontano da suo pallacanestro, però buona informazione perché ci servono tutti per andare a playoff. Coach, è una sconfitta che in pratica potrebbe condannarvi al quarto posto, oppure può succedere ancora di tutto nelle ultime 4 partite? No, capito. Se dopo questa sconfitta credi che non possiamo andare più su del quarto posto? Che dici? Chiede lui, chiede il suo. Matematicamente sicuro che sì. Chi ti può rispondere a questa domanda? Se matematica esiste sulla carta, come ti posso dire che no? Noi crediamo, però al finale siamo stati l'anno scorso quarti. Comunque devi giocare meglio, difesa, attacco. In questa partita contro Cremona non sono stato tanto tempo di là, poco tempo, 3-4 minuti, però penso che questa era una di partite più peggio che ho visto questa stagione, un'immagine nostra molto male. Noi dobbiamo giocare meglio, non lo so perché cosa sia successo questo. Dico, altra volta loro hanno giocato molto bene, però noi non abbiamo giocato niente, proprio niente.